Arte contemporanea allestita in spazi sparsi per tutta Venezia, in luoghi inediti a questo genere di esposizioni. È una specie di intrusione dell'arte contemporanea e infatti si intitola proprio The Intruders, gli intrusi, l'esposizione che è nata da questa esperienza allestita in contemporanea con la Biennale. Ad esporre giovani artisti italiani, ma soprattutto a predisporre la mostra le partecipanti ad un corso che ha unito l'apprendimento della teoria all'esperienza pratica. Un percorso Creativity Moves nato dal CESCOT, l'ente di formazione di Confesercenti, e sostenuto da un contributo del Fondo Sociale Europeo e la collaborazione del Consiglio regionale del Veneto. Il progetto prevedeva una parte molto intensa di formazione, 60 ore, e poi un grosso periodo di attività sul campo attraverso gli stage che sono stati fatti fuori regione. Abbiamo avuto persone che sono andate a Londra in gallerie, in studi importanti di architettura, a Torino, accompagnati anche da personalità del mondo della letteratura come Gianluigi Recuperati, insomma una serie di esperienze fatte fuori dalla regione molto importanti e che noi speriamo possano dare nel loro ritorno in Veneto opportunità di crescita e di occupazione. Terminata l'attività del corso, è stata quindi la volta di passare dalla teoria alla pratica. Hanno anche lavorato fisicamente durante le ultime giornate di maggio molto calde nell'allestimento delle opere, nell'accompagnare gli artisti nei vari spazi e hanno anche scritto i testi critici che sono presenti nel catalogo presentato oggi. Un'attività che i corsisti hanno condiviso con i curatori della mostra, Federica Bianconi e Daniele Capra. Sono rimasto stupito dal grado di interesse delle persone e anche dalla capacità di rispondere delle persone. E poi dal punto di vista pratico in realtà è molto più facile di quanto si possa immaginare, perché c'è solo il problema, ma del tutto transitorio, dovuto al fatto che le persone stanno facendo le cose per la prima volta. Una prima volta superata brillantemente che rivive ora nel catalogo The Intruders. Una scelta coraggiosa è stata definita e che indica una via chiara anche per quello che riguarda lo sviluppo economico della nostra regione. Un investimento in iniziative come questo, piccole, magari moltiplicate, magari collegate fra loro o più grandi, è indispensabile, secondo me, per una ripartenza proprio economica del paese, cioè basare l'economia del nostro paese sulla cultura e su un turismo di qualità e di cultura. Credo che ci siano molti spazi che non conosciamo, di nuovi bacini occupazionali, e quindi la Regione dà gli strumenti, anche tramite organismi di formazione accreditati, di individuarli, di individuare le aziende, di formare dei giovani. Le aziende possono in qualche modo formarli anche tramite dei tirocini, quindi sfruttando anche nuovi bacini occupazionali al di là di quelli che magari sono quelli più noti.